Dopo la bocciatura del 70% della finanziaria, Crocetta invoca aiuto al governo Letta. Attentato all'ordine sociale della Sicilia. Daniela Spalanca. SOS Sicilia. Dopo la bocciatura del 70% della finanziaria, il presidente Rosario Crocetta non ci sta e dice, invocando l'aiuto del governo centrale, attentato all'ordine sociale della Sicilia. Il commissario dello Stato infatti ha bloccato 500 milioni di euro, spostandoli in un fondo a salvaguardia dei residui attivi, che in buona sostanza sono crediti difficilmente esigibili, lasciando senza copertura finanziaria le leggi di rifinanziamento della spesa, con migliaia di dipendenti di enti, consorzi e associazioni che non potranno ricevere gli stipendi. L'assessore regionale all'economia Luca Bianchi è già corso ai ripari, contattando le sedi governative romane, in particolare quelle del Ministero del Tesoro e del Dicastero degli Affari Regionali, per dimostrare, ha detto, l'infondatezza dell'impugnativa. E nel frattempo Crocetta cerca di fare quadrato a casa sua attraverso un disegno di legge di variazione da sottoporre all'attenzione dell'ARS per garantire almeno il pagamento degli stipendi del personale di enti, teatri, consorzi e associazioni, in scopertura al momento in bilancio. Le ipotesi portate avanti sono due: trattare col commissario dello Stato il recupero di almeno 200 milioni dal fondo sui residui attivi, oppure recuperare le risorse tagliando ulteriormente il bilancio. Bilancio che sta continuando il suo regolare corso e che verrà pubblicato dopo l'ok dell'Aula. Sono veramente indignato, ha ribadito ancora Crocetta, perché si tratta di un attacco all'autonomia siciliana. Il presidente ha anche aggiunto che in Sicilia bisognerebbe costituire l'Alta Corte e abolire la figura del commissario dello Stato. Non è possibile che il commissario scopra la presenza dei forestali nel 2014. Lo doveva scoprire 20 anni fa. Come non può scoprire adesso che la società Resais ha 3.600 dipendenti. Anche in questo caso avrebbe dovuto scoprirlo quando ha dato parere positivo alle assunzioni. Secondo Rosario Crocetta si tratta di un tentativo di salvarsi la coscienza, sottolinea ancora, rispetto alle omissioni degli anni passati, e per farlo ha atto rigorismo sociale ingiustificato e ingiustificabile. Tra l'altro, dice ancora Crocetta, non è vero che manca la copertura finanziaria sulla legge di stabilità, perché in una lettera del Ministero dell'Economia si afferma il contrario. Perché fino al 2012 il commissario dello Stato ha permesso l'assunzione in società della Regione di migliaia di persone e di aziende in crisi. Perché fino al 2012 ha permesso che si allargassero le maglie del precariato. Perché ha concesso l'erogazione di denaro pubblico sotto forma clientelare. Parole chiare, dure e di rottura quelle del governatore della Sicilia, che conclude dicendo: ci viene tolta l'autonomia della spesa. Bene, evidentemente i conservatori possono esistere solo a Parma e a Milano, dove li finanzia lo Stato. I musei possono aprire solo in Puglia e in Lombardia, ovviamente con i soldi dello Stato. Di euro di risparmio senza